questa sera lungo la Romea, Cavanella d'Adige, frazione di Chioggia, con un'auto finita sotto un tir. Il bilancio è di un morto. Incidente anche a Campagna Lupia, statale chiusa. E dopo ore di agonia è morta questa mattina la mamma di 59 anni di Portogruaro, rimasta gravemente ferita nello scontro frontale di sabato a Fossalta. Resta grave la figlia di 28 anni. È stato recuperato questo pomeriggio dai vigili del fuoco a Concordia Sagittaria il corpo del pescatore 68enne disperso da ieri dopo essersi rovesciato con un barchino. Stupro sventato a Mirano ieri pomeriggio grazie all'intervento dei carabinieri che si sono messi a inseguire il molestatore. Si tratta di un minorenne di nazionalità straniera. Sequestrate dalla Guardia di Finanza a Venezia 4 imbarcazioni galleggianti utilizzate come B&B, ma erano abusive le barche ormeggiate a Saccafisola e alla Giudecca. Blitz dei cittadini non distratti nel piazzale della stazione ferroviaria di Venezia per mettere in guardia i turisti dai borseggiatori tramite annunci al megafono e distribuzione di volantini. Il Ponte della Vittoria a cavallo tra San Donà e Musile di Piave ha compiuto 100 anni tra commemorazioni, ricordi della Grande Guerra e nuovi progetti. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di partire con i nostri servizi, di iniziare dalla cronaca, vi sottopongo il quesito del sondaggio di questa settimana, il cui esito come sempre daremo questa sera in prima serata a Ring. Profughi e ONG, serve la pace con la Francia? Cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691. Per rispondere invece di no 0422 1626 690. Appuntamento con Ring dalle 21:15 per dibattere anche di questo tema. Schianto mortale dunque, lo avete sentito dai titoli, poco prima delle 18 sulla Romea a Cavanella d'Adige, frazione di Chioggia, un'auto è finita sotto un camion, morto l'automobilista. E un altro incidente, per fortuna senza feriti, si è verificato anche all'altezza di Lughetto di Campagna Lupia. La strada statale 309 è stata temporaneamente chiusa al traffico, sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Code ovunque, non solo sulla Romea ma anche lungo tutte le strade interne. Ed è morta dopo un giorno e mezzo di agonia la mamma di 59 anni rimasta coinvolta nel frontale di sabato a Fossalta di Portogruaro. Rimane grave la figlia di 28 anni che era alla guida dell'auto. Non ce l'ha fatta Federica Soncin, la 59enne di Portogruaro ricoverata da sabato sera scorsa a Mestre dopo essere stata trasferita da Portogruaro e spentasi questa mattina dopo lo scontro frontale a Fossalta di Portogruaro in località Vado contro l'auto condotta da un 29enne friulano di Latisana. La 59enne, che viaggiava come passeggera nell'auto guidata dalla figlia, è morta per le gravissime ferite riportate nell'incidente frontale avvenuto all'incrocio tra via Fermi e la statale 14 e avvenuto durante un sorpasso. Rimangono gravi anche le ferite per la figlia di 28 anni. Federica Soncin, originaria di Concordia, si era prima trasferita a San Donà di Piave, poi a Fossalta, titolare di una ditta di videogiochi di San Biagio a Fossalta, fondata dal marito con cui abitava a Santa Rita in una villetta vicino alla chiesa. Ed è stato recuperato questo pomeriggio dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco in un canale di Concordia Sindacale, nel comune di Concordia Sagittaria, il corpo del pescatore 68enne disperso da domenica mattina dopo essersi rovesciato con un barchino. La salma è stata individuata da un'imbarcazione con ecoscandaglio e subito dopo recuperata dai sommozzatori di Venezia e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Alle ricerche dello sfortunato pescatore, iniziate ieri mattina, hanno preso parte diverse imbarcazioni dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, il reparto volo con l'elicottero Drago 71, il nucleo SAPR, sistema aeromobile a pilotaggio remoto, oltre ai sommozzatori di Vicenza e Venezia e al personale di Portogruaro e Mestre. Dunque un dispiegamento davvero massiccio che ha portato a questo rinvenimento.
Un minorenne invece è stato arrestato dai carabinieri di Mirano per tentata violenza sessuale nel tardo pomeriggio di ieri. L'adolescente in sella a una bicicletta aveva seguito una donna fino a un sottopasso sulla pista ciclopedonale adiacente il canale Taglio. La vittima era però riuscita a urlare e divincolarsi, attirando l'attenzione di un maresciallo dei carabinieri che svolgeva attività fisica poco distante e di altre persone ancora. I tre si sono messi all'inseguimento dell'aggressore, che era nel frattempo scappato in bici verso Mira fino a raggiungerlo. La donna ha riportato lievi contusioni guaribili in pochi giorni. Il giovane è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo tema. Barche utilizzate come alberghi galleggianti a Venezia, peccato fossero sprovviste delle necessarie autorizzazioni. 4 i sequestri da parte della Guardia di Finanza. Sequestrate a Venezia 4 imbarcazioni utilizzate come veri e propri alberghi galleggianti, senza averne però i necessari requisiti. Il sequestro dopo un controllo congiunto di Guardia di Finanza e Polizia Locale. 2 delle imbarcazioni ormeggiate, una vicino all'altra, alla Giudecca, le restanti nella vicina isola di Saccafisola e battenti bandiera inglese. Ci troviamo di fronte a una ricettività che è borderline e con una definizione normativa di difficile comprensione e difficile adattamento. Noi non possiamo che essere sempre dalla parte della Guardia di Finanza, che ovviamente si è preso questo provvedimento, aveva delle ragioni giuridiche forti, e attendiamo di vedere come proseguiranno i fatti. Le imbarcazioni gestite come strutture alberghiere collegate internamente tra loro per mezzo di una passerella. In totale disponevano di 27 cabine con sistemazione in doppia e tripla e potevano ospitare fino a 75 persone. Certo che di queste situazioni borderline Venezia è piena. L'ispezione condotta dalle Fiamme Gialle e dalla Municipale ha fatto emergere irregolarità amministrative che andavano dall'abusivismo dell'attività ricettiva a presunti illeciti edili. L'ispezione di oggi è soltanto l'ultima di una lunga serie e che fa seguito a quella di fine luglio scorso. L'operazione della Guardia di Finanza è cosa antica, nel senso che già nel passato erano stati presi dei provvedimenti. Blitz invece dei cittadini non distratti nel piazzale della stazione ferroviaria di Venezia per mettere in guardia i turisti dai borseggiatori tramite annunci al megafono e distribuzione di volantini. Attenzione ai borseggiatori, pay attention, pickpockets on board. Attenzione, possibili borseggiatori a bordo. L'annuncio, ribadito al megafono anche in inglese e poi con volantini multilingue distribuiti dagli attivisti dell'Associazione Cittadini Non Distratti, mette in guardia i visitatori appena arrivati a Venezia. In laguna l'attività del borseggio, prevalentemente ai danni dei turisti, conta su una nutrita platea di professionisti e la calca agli approdi dei vaporetti è tra le situazioni preferite di chi per mestiere alleggerisce i portafogli altrui. Al nostro arrivo abbiamo trovato una banda di uomini che abbiamo cercato di tenere d'occhio e vedere un attimino se agivano e bloccarli sul fatto. Proprio mentre stavate avvisando i passeggeri della probabile presenza di borseggiatori? Sì. Damiano Gizzi è presidente dei Cittadini Non Distratti, un'associazione riconosciuta, attiva in città da anni attraverso decine di volontari che hanno censito centinaia di borseggiatori a beneficio delle forze dell'ordine, studiandone abitudini, modalità d'azione e nascondigli della refurtiva. Che cos'è? È un portamonete con documenti, carte, biglietti. Quindi qualcuno ha rubato il portamonete e poi ha lasciato quello che non gli serviva. Certo. In una lettera aperta ad istituzioni e forze dell'ordine, i cittadini non distratti chiedono tra l'altro un potenziamento delle squadre antiborseggio in borghese e un'idonea informazione sul rischio concreto di essere derubati. A volte è capitata qualche incomprensione anche con le forze dell'ordine e magari la domanda che si pongono anche alcuni cittadini è: perché non vi fate i fatti vostri? Vedere e non far nulla non è da me, non è dai volontari che costituiscono il gruppo dei cittadini non distratti. Borseggi ma anche furti in casa, nuovi assalti a Jesolo con la banda di ladri acrobati che in un caso ha agito anche in pieno giorno. A Jesolo ladri acrobati entrano in casa anche in pieno pomeriggio e mettono a soqquadro le 2 diverse abitazioni, rovistando e mettendo sottosopra tutte le stanze. Rubato soldi, collane e pure 2 statue di Natale. I 2 colpi a Cortellazzo tra giovedì e venerdì scorso, con la banda di ladri che ha preso 2 abitazioni vicine.
Nel primo caso sono entrati nel magazzino impadronendosi di alcuni attrezzi da giardinaggio, compreso un decespugliatore e anche un bilanciere con dei pesi installati. La seconda è frazione tra le 19 e le 21, orario in cui i proprietari sono usciti per andare a cena e rientrati, vale a dire nelle 2 ore di assenza il colpo. I banditi sono entrati in azione forzando una finestra al piano terra che affaccia tra l'altro in una strada molto trafficata e quindi frequentata. Una volta all'interno hanno chiuso la finestra, passando in rassegna tutte le stanze e fuggendo con un bottino tra contanti, oro e addobbi natalizi. Blitz studentesco invece questo pomeriggio all'ufficio scolastico regionale a Mestre in vista della mobilitazione nazionale e in contemporanea di quella veneziana del prossimo 18 novembre contro il governo Meloni. Nel Blitz di oggi fumogeni di colore rosso accompagnati da striscioni di protesta. Le nostre scuole vanno a pezzi, ma la priorità del nuovo esecutivo, in continuità con il precedente, è di continuare a investire per il conflitto in Ucraina. Servono soldi alla scuola, non alla guerra, così gli studenti del Fronte della Gioventù Comunista di Venezia e Mestre. Ora parliamo invece di lotta all'inquinamento che in Veneto pare stia dando buoni risultati. Il primo vertice regionale di Lega Ambiente per l'aria pulita certifica il calo dello smog, ma i giorni di sforamento rimangono ancora troppo alti. In Veneto c'è meno smog. La qualità dell'aria sta migliorando grazie alle pratiche anti-inquinamento messe in atto da Regione e Comuni. Il primo summit Aria Pulita in Veneto, organizzato da Lega Ambiente a Venezia, parte da questo dato di fatto, ottenuto tramite un questionario compilato dai 16 comuni che in Regione superano i 30.000 abitanti. Purtroppo non è ancora sufficiente per ottenere i risultati che saranno richiesti dalle direttive europee, però ogni comune sta facendo la sua parte e anche i cittadini rispettando le ordinanze. La lotta all'inquinamento è dislocata in tutta la regione. Padova, ad esempio, è in testa per investimenti e mobilità condivisa, Treviso per gli incentivi ai cittadini, Verona e Vicenza per numero di passeggeri del trasporto pubblico. Complessivamente i comuni veneti hanno investito 400 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria e non sono soli. La Regione negli ultimi 3 anni ha investito 834 milioni di euro, che vanno a sommarsi alle centinaia di milioni di euro che abbiamo investito negli anni precedenti. Quindi cifre molto rilevanti che hanno portato effettivamente a una riduzione, un abbattimento importante degli inquinanti. Nonostante questo, però, dati sanitari e giorni di sforamento delle polveri sottili nell'aria continuano a preoccupare, anche alla luce di una nuova direttiva europea che introdurrà dei limiti ancora più restrittivi. Secondo Lega Ambiente Veneto, occorre rafforzare il coordinamento tra i vari enti. Lavorano tutti su, layer, strati separati. Noi vogliamo che invece questi strati si mischino, che si lavori a multilivello e che le azioni possano essere ripetute e sostenute economicamente in tutti i territori per fare in modo che le buone pratiche possano penetrare i livelli amministrativi e possano essere copiate e adeguate anche in territori diversi da quelli dove si sviluppano. E dunque politiche comunali anti-smog a confronto nel primo vertice di Lega Ambiente sull'aria pulita in Veneto. L'invito dell'associazione è di rafforzare la collaborazione con la Regione e lo Stato per mettere in rete le rispettive esperienze. Dal rafforzamento dei trasporti pubblici agli incentivi per il cambio caldaia, i comuni capoluogo del Veneto stanno investendo sempre più in politiche antismog. Dal traffico al riscaldamento, dall'industria all'agricoltura, le fonti di inquinamento sono diverse, così come le risposte delle varie amministrazioni a confronto al primo summit di Lega Ambiente per l'aria pulita. Siamo una città dove attraiamo molte auto da fuori città, per cui dobbiamo puntare molto sulla mobilità sostenibile. Su questo stiamo lavorando a lungo termine con un finanziamento di 400 milioni per la gran parte PNRR ministeriale per la realizzazione delle 2 nuove linee tranviarie. Abbiamo fatto un grande piano di incentivo al cambio caldaie, finanziando al 100% in molti casi il cambio delle caldaie più inquinanti, ma con un grande piano di forestazione urbana che sta dando i suoi frutti. Infatti vediamo che anno dopo anno il valore medio dei PM10 sta scendendo. Abbiamo un problema di sforamenti legato anche alla bassissima piovosità che ci sta colpendo in questi anni. L'invito di Lega Ambiente è di mettere in rete le buone pratiche adottate dai singoli comuni in coordinamento con la Regione, lo Stato e l'Europa e ad allargare il campo a livello internazionale. L'assessore all'ambiente di Venezia De Martin, in un momento di crisi energetica che sta portando la nazione a riattivare le centrali a carbone. I nostri interlocutori vanno a nucleare.
se per chi crede alla scienza abbia come riferimento la scienza e tutto ciò che la scienza oggi ci può rasserenare sul nucleare. Chi non crede alla scienza creda pure a Greta Thunberg, perché 20 giorni fa l'ha detto lei stessa, bisogna passare dal carbone al nucleare. I disoccupati del Veneto, parliamo ora di lavoro, si attestano a quota 130.000 l'anno, un dato emerso durante l'evento promosso da Confapi Venezia e San Donà sull'importanza dell'integrazione, digitalizzazione e formazione continua. I disoccupati mediamente sono circa 120-130.000 in Veneto. Di questi i dati relativi all'approccio di genere è più o meno il 50% maschi e femmine. Questi alcuni dati di Veneto Lavoro, che pone l'attenzione su come il mercato sia profondamente cambiato. A livello regionale noi abbiamo avuto più di 150.000 posti di lavoro distrutti dal 2008 in poi e 200.000 ricostruiti, quindi c'è stata una rapida distruzione e ricostruzione soprattutto in settori diversi. Per esempio nella manifattura siamo ancora sotto di 40.000 unità e nei servizi invece abbiamo realizzato più di 200.000 unità. È fondamentale per le imprese fare e saper fare, elementi che caratterizzano la competitività. Le imprese del territorio devono fare i conti con l'evoluzione dei tempi e soprattutto trovare soluzioni per trasferire questo saper fare alle nuove generazioni. Il saper fare non è una cosa che si impara sui libri, ma lo si può trasmettere giorno dopo giorno, facendosi anche aiutare da quei processi di digitalizzazione e di formazione che tra l'altro vengono fortemente sostenuti, come con questo caso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, dalla Regione Veneto e dagli strumenti anche del Ministero come Industria 4.0. Questo per evitare i possibili rischi di rallentamento nella produzione, in un momento come quello attuale non facile per le aziende. Ci sono delle grandi sfide, è per questo che gli imprenditori devono mettersi insieme. L'associazionismo oggi è più importante che mai, perché solo assieme, solo uniti si possono superare le sfide così importanti che ci aspetta il futuro. L'incontro Valorizzare e tutelare il saper fare nel mondo 4.0 è stata l'occasione per presentare la nuova squadra di Confapi Mandamento San Donà 90 con il nuovo presidente Massimiliano Stocco. Ora a Mira, dove ha preso il via il nuovo progetto che vedrà sorgere uno tra i più grandi polmoni verdi d'Italia nel nome dell'accessibilità e dell'inclusione. Eccolo il gesto che si è ripetuto per diverse centinaia di volte nell'ex area agricola destinata a diventare il nuovo polmone verde d'Italia, progettato per essere inclusivo e accessibile tra aceri, noccioli, biancospini, olmi e frassini, solo per citare alcune delle specie che popoleranno a Mira il nuovo bosco Moranzani. Questo è un bosco che da progetto sarà aperto a qualsiasi cittadino, soprattutto cittadini con disabilità, quindi un bosco inclusivo. È un'azione di riforestazione importante. 5.300 gli alberi autoctoni che verranno piantati da progetto nel corso degli anni nei quasi 50.000 metri quadrati dell'area comunale Moranzani. Una foresta tipica della pianura padana, siamo proprio al confine della laguna di Venezia. Okay? Qui ci sono 17 specie di alberi, dalla grande quercia al grande fassino agli alberi di media dimensione come l'acero campestre, fino ad arrivare agli arbusti che sono ottimi per gli animali come il pallon di maggio, il corniolo. In 10 anni, con questa nuova area verde, verranno catturate 660 tonnellate di emissioni di anidride carbonica grazie all'incontro tra pubblico e privato. Che sia inclusivo e che possa permettere alle persone diversamente abili di avere un ambito che sia accogliente e ospitale anche per loro. Durante la piantumazione c'è chi alla pala ha preferito usare le mani nude per entrare in contatto diretto con la terra. Le piante come i nostri ragazzi, piccoli arbusti di oggi che diverranno il bosco e i nuovi adulti di domani, il nostro futuro. Il Ponte della Vittoria, ora a cavallo tra San Donà e Musile di Piave, ha compiuto 100 anni tra commemorazioni, ricordi della Grande Guerra e nuovi progetti. Sulle acque del fiume Sacra la Patria le corone commemorative dei soldati caduti al fronte per la nostra libertà. Presente anche la fanfara dell'Associazione Nazionale Bersaglieri dei Bersaglieri di San Donà di Piave.
con l'intervento musicale della banda dell'oratorio Don Bosco. Quindi l'alzabandiera contemporaneo sia in piazza 18 giugno a Musile di Piave che in piazza Indipendenza a San Donà di Piave. Commemorazione sabato scorso del primo secolo dell'inaugurazione del Ponte della Vittoria, con le due comunità coinvolte, San Donà e Musile di Piave, e le loro istituzioni e autorità, riunite con i rispettivi cortei congiuntisi proprio lungo lo storico e iconico ponte. Contemporaneamente a questo momento, che avvenne nel 1922, il 12 di novembre, ci fu anche la nascita dello scautismo a San Donà, che ha coinvolto centinaia e centinaia di ragazzi in questi 100 anni. Dopo le distruzioni della Grande Guerra, dal 1922, anno come detto di inaugurazione della struttura, cominciò il periodo di rinnovata rinascita per una terra carica di speranze e progetti di riscatto in continua innovazione, al passo con le sfide dell'oggi e del domani. Vorrei che il ponte diventasse un ponte adibito al traffico leggero, cioè vuol dire la mobilità lenta, biciclette, pedoni. È tutto, grazie per averci seguito, non perdetevi ora l'edizione di Treviso, adesso le previsioni meteo per domani, arrivederci. Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia lì. Previsione del tempo per martedì 15 novembre. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, una perturbazione raggiunge il nostro territorio. Al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti con nebbie sparse sulla pianura, col passare delle ore nuvolosità in aumento con cielo ovunque coperto. Precipitazioni dapprima su Rodigino, in estensione via via anche al resto della regione. Temperature in calo, minime sui 4-9 gradi, massimi intorno agli 11-13 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso con un po' di sole al mattino e nubi più consistenti nella seconda parte della giornata. Non si escludono locali piovaschi. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. Sul Trentino Alto Adige la giornata inizierà con delle nubi basse in alcune vallate. Altrove il tempo sarà abbastanza soleggiato ma con tendenza d'aumento della nuvolosità e nel pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. A Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.